Ipotesi sovrappasso a Marisica. A poche decine di metri da qua si sta lavorando per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, pronta per i primi mesi del 2015. C'è però da risolvere un nodo fondamentale, l'attraversamento ferroviario che bloccherebbe i mezzi diretti in destra Piave. Da tempo la soluzione annunciata è quella del sottopasso, ma nelle ultime settimane si ragiona su un'altra possibilità. Veneto Strade è stata molto disponibile, ha fatto un'analisi, ha approfondito il tema e ha verificato che facendo il sovrappasso al posto del sottopasso, nello stesso tempo si riesce a realizzare con lo stesso importo, diciamo, anche tutta la viabilità di completamento. Mi sembra un fatto positivo. La realizzazione di un sovrappasso, per alcuni più sicura del tunnel per gli automobilisti, consentirebbe di risparmiare fondi per rendere definitive le rotatorie provvisorie. Sotto o sovrappasso nulla cambierebbe nei tempi di realizzazione. Non ci sono le modifiche rispetto a questo, era il presupposto, rispetto al tempo, ed era il presupposto che noi chiedevamo. L'unica novità sarà che questo tipo di intervento consentirà di avere anche le due rotonde nuove e non invece le cose provvisorie. In caso di cambio di progetto, però, prima ci sarebbe da ottenere il via libera dei cittadini proprietari dei terreni. Una volta realizzato l'attraversamento e sistemata la caserma dei pompieri, si potrebbe tornare a ragionare sul collegamento tra Gordina e Sinistra Piave, l'ormai famigerato FIO 2. È uno dei temi importanti della viabilità complessiva della nostra città, perché oggi per arrivare al Ponte nelle Alpi si attraversa via Vittorio Veneto, via Col di Lana, il Ponte degli Alpini, la Cerva, una serie di viabilità, diciamo, che non sono assolutamente sufficienti per mantenere il carico. È ovviamente un progetto di lungo periodo, di grande importanza, che va studiato molto bene, che porteremo in commissione e studieremo perché ci sono molte alternative sul campo, ci sono tantissime ipotesi diverse di dove dovrebbe passare questo ipotetico un domani FIO 2.